come non farci mangiare dal cibo. È un paradosso. Negli ultimi 50 anni questo nostro paese ha superato una situazione alimentare difficile, sto parlando di quella prima della guerra. Tra l'altro l'Istituto Nazionale di Nutrizione sostiene che il periodo in cui gli italiani hanno mangiato meglio è tra gli anni 50 e 60. In realtà questa produzione intensiva, massiva, questa vocazione totalitaria verso l'industria, abbandonando le campagne, abbandonando la produzione artigianale, ha dato dei risultati che sono sotto i nostri occhi. Vi dicevo prima della fertilità dei suoli. L'uso smodato di fertilizzanti, non di fertilizzanti, di pesticidi, di prodotti chimici, che negli ultimi 10 anni ha avuto un utilizzo superiore a quelli dei 120 anni precedenti, ha determinato e sta determinando una perdita di fertilità dei suoli enorme. Se avete occasione di parlare con qualche vecchio contadino, fategli solo questa domanda: com'era l'humus, la fertilità 50 anni fa, 40 anni fa? E la risposta sarà generale, perché il metabolismo della terra chiede rispetto, e quindi il grande problema che abbiamo non solo in Italia ma in tutto il mondo è la perdita di fertilità dei suoli. Non parliamo dell'acqua, la situazione è disastrosa. Allevamenti intensivi di suini, di animali, inquinano la prima e la seconda falda acquifera. La provincia di Mantova, 1 milione di cristiani, 7 milioni di maiali. Ogni maiale inquina per 7 cristiani, 49 milioni. L'acqua che si inquina va nel grande fiume. Poi prendiamo l'acqua del grande fiume per bagnare il mais. Ed ecco come questo circuito entra dentro la nostra alimentazione inconsciamente, ma siamo tutti consci che qualcosa sta cambiando anche a livello di tutta una serie di malattie e di scompensi che avvertiamo, perché questa produzione massiva punta a valorizzare il prezzo innanzitutto, non il valore. Non abbiamo più capacità di distinguere, parlando di cibo, della differenza tra valore e prezzo. I nostri vecchi, quando parlavano di cibo, davano valore al cibo. Io sono cresciuto in casa con un nonno che alla fine del pasto raccoglieva le briciole. Nel meridione d'Italia, quando cadeva il pane per terra, si prendeva e si baciava. Oggi la barbarie più totale. Produciamo cibo a livello globale per 12 miliardi di viventi. 12 miliardi di viventi. Siamo 7 miliardi. Secondo gli ultimi dati FAO, 1 miliardo non mangia, soffre di malnutrizione e di fame. Qual è la sintesi? Che metà di quello che produciamo va nella spazzatura. Va nella spazzatura. Non certamente nei paesi poveri, quelli hanno ancora sobrietà, ma da noi abbiamo perso la Trebisonda. Fatemi un favore, quando andate a casa stasera, tanto per dire destra, sinistra, guardate, ci siamo dentro tutti. Non lasciamo i politici hanno già da fare per conto loro a salvarsi. Noi pensiamo a noi non siamo a posto, Allora stasera fatemi piacere, quando andate a casa, aprite i vostri frigoriferi. Guardate che tombe di famiglia vi tenete in casa. Prezzemoli che chiedono pietà, e 20 giorni non gliela faccio più, fai qualcosa. Vasetti di prodotti che mettono un leggero strato di muffa. E più aumenta, più è destinato a passare direttamente dal frigo alla spazzatura. La follia di andare a comprare 3 pagandolo 2 e poi consumarne 1.
i nostri frigoriferi, che erano nati per preservare con il freddo dai momenti di difficoltà produttiva, sono diventati gli anticamere della spazzatura, pieni, stracolmi, abbondanza. Non li governiamo più, ci stanno mangiando, inconsciamente ci stanno mangiando.